Io sono del Perù e quindi Oh, ecco, l'ho conosciuto da quando ero novizio, quindi da molti molti anni, quando lui aveva finito, no, non finito, diciamo, avevo svolto molti anni di lavoro nelle missioni nostre al nord della provincia americana, nel nord del Perù. Ecco, io l'ho conosciuto quando io ero novizio e lui già portava quegli anni lì. E niente, lui svolgeva dell'insegnamento a Trujillo, una città pure al nord. Poi, dopo quando lui è diventato priore generale, sono poi diventato priore provinciale in Perù, quindi abbiamo avuto a che fare insieme per lo sviluppo dell'ordine in Perù. Poi è diventato lui vescovo in Chiclayo e la mia provincia ha un convento, una parrocchia, una scuola lì in quella diocesi. Quindi pure abbiamo a che fare insieme per quel lavoro, anzi lui è che ci ha spinto a creare quella parrocchia. E poi niente, io sono stato scelto assistente generale qua a Roma e lui è venuto come prefetto. Quindi diciamo è stata un rapporto continuo in questi ultimi anni, no? che ricordo ha della sua figura? Che cosa ci può raccontare della sua persona? Allora, niente, io credo una persona per l'esperienza delle missioni che di solito in noi nel Perù, ecco, queste missioni sono incominciate subito dopo il Concilio Vaticano II, quindi era una spinta missionera su luoghi che erano praticamente abbandonati dallo Stato e la Chiesa non arrivava ad essere del tutto presente. Quindi ecco, quella esperienza di semplicità con la gente più povera, più diciamo, ecco, lasciata da parte di tante cose e che lui ha, io credo, ha preso questo stile pure molto semplice, molto umile, molto vicino, perché infatti lui, per esempio, lui ama guidare e quindi sempre lui stesso, non è che cerca qualcuno, lui stesso faceva le sue cose, pure da nord andava a Lima, sono 12 ore a macchina, ma comunque lui le faceva volentieri, no? Quindi ecco, molto semplice, molto vicino e quando ha preso questi incarichi di governo molto prudente sempre, ti dedica proprio il tempo di ascoltarti, di capirti, di sentire quello che vuoi dire, vuoi esprimere. È lì che cerca poi di parlare o dire qualche cosa o qualche aiuto che può dare, no? Io ho avuto quell'esperienza quando ho avuto a che fare con lui in tutti questi ultimi anni e quindi alla fine ti senti a tuo agio, ti senti ascoltato, ti senti accolto e quindi poi ti metti in una buona disposizione per lavorare, no? E come pensa sarà da Papa? Io penso questa stessa linea, no? Per noi gli agostiniani, per esempio, è molto a cuore l'unità, no? Un motto molto conosciuto nostro è avere un'anima sola e un cuor solo verso Dio. Quindi quel senso di avere uno spazio comune, come sederci a tavola, un guardarci negli occhi, creare uno spazio di intimità, di fiducia. Io credo che quello è Roberto, diciamo, Papa Leone XIV. Io credo che lui ha a cuore questo. Infatti, sia il testo che poi spontaneamente ha parlato molto di questo, della pace come del dialogo, dell'incontrare, del camminare insieme, che adesso in questi anni chiamiamo ecco, sinodalità, però che per noi ecco, era sempre uno spazio, il convento, vedi, la fraternità, essere tutti in questo livello orizzontale e cercare insieme il bene comune, credo è una cosa che lui come agostiniano e adesso come Papa sicuramente porterà avanti.